Un saluto al pubblico piemontese e anche un ringraziamento perché in questa quarta edizione di questa importante manifestazione viene presentata la nostra terra, la Sardegna. Ringrazio il Circolo degli Immigrati Sardi, il Nuraghe di Biella, che è sempre molto attivo e che riesce a far conoscere quelle che sono le nostre tradizioni, il nostro saper fare antico, il lavoro al meandro del filè da parte delle nostre donne e anche a far conoscere quelle che sono le eccellenze agroalimentari della nostra terra, il vino, l'olio, il pane, il torrone, che adesso riusciamo ad esportare e a far conoscere diciamo in varie parti del mondo. Ci tengo in particolare a ringraziare le signore medici e personale infermieristico che hanno costituito a Biella un ambulatorio infermieristico che può dare appunto delle risposte importanti anche alla popolazione locale. Questo dimostra l'integrazione dei nostri emigrati e anche il riconoscimento per l'accoglienza che il Piemonte generoso ha saputo dare ai nostri emigrati. Ci tengo poi a ringraziare particolarmente per aver dato nuova vita alla statua, alla copia della madre dell'ucciso di Ciusa, che è stato uno degli artisti più importanti non solo della Sardegna nel Novecento, ma credo dell'intera Italia. Quindi un grazie a tutti e un augurio di buona manifestazione e viva la Sardegna!